Buonasera a tutti e a tutti. L'appuntamento che inizia a cominciare come ha un titolo che è più lenghis, più vite. È un slogan che va benissimo anche per presentare che è la rete di scuole superiori che io e Tiziano Furlano, che ho saluti, in questo momento ho rappresenti. Facciamo parte dal gruppo di coordinamento di queste rete, la Lavagna Plurilinguale, che è un strumento in qualche maniera anche innovativo, differente, per portare in davanti azioni e scelte dalla scuola superiore a pro dalla educazione plurilinguale e per la promozione dall'uso dalla lingua furlane in un'ottica, in un stile che sia il più possibile innovativo e anche europeo. C'è Anino a fa voi dopo di misdì. Ho presentato che sono due azioni dal nostro lavoro di rete. Il lavoro di rete che capisci bene alle scuole superiori non è così facile e neanche così scontato. Un lavoro di rete che altena dalle scuole, no tutti ovviamente perché la superiore dalla provincia di Udi, anche se si sta lavorando per slargare sempre di più questo contenitore, questo lavoro. In questo momento sono dentro scuole come il Marinelli, come il Bearzi, come il Manzini, come il Magrini Marchetti, come il Paschini Linusio di Tumiec. Quindi una serie di scuole che stanno facendo sforzi di condividere risorse e intelligenze col capiel il finanziamento dall'Arlef e con la capacità organizzative dalla filologica che non stenga ad un. Fotografie linguistiche, dicevi, è un po' l'azione storica dalla rete della lavagna plurilinguale. L'idea è che di fare un scandai, anno dopo anno, per capire, partendo dalle classi primis, quindi dalla prima e superiore, che sono i us dalla lingua, di ogni lingua, non nome dalla lingua furlana. Ecco, vi dite prima che l'ottica è che di un'educazione plurilinguale. Tajani si lascia in davanti anche in maniera un po' ingenue e sempre piuttosto ottimistiche. Di un par di anni a queste bande invece vinchiatat l'importante supporto scientifico dall'Università di Udi, in particolare dai professori Gabriele Zanello e della professoressa Fusco. Ce non sanno sbruntata fa, non sanno aiutare a strutturare in maniera scientifica il questionario che viene proponuto ai studenti dalle classi prime. Di nostra bande noi vinciamo di integrare con queste sono le competenze di chi lavora sul campo e vinciamo anche il più possibile di coinvolgere mularie, di coinvolgere classi e di coinvolgere istituti per fornire anno dopo anno un strumento vivo che nos permette di capire sostanzialmente che sono i us e le modificazioni dall'us linguistico. Lì che si fedele, lì che il frutto là di autovalutarsi, là di esprimere che è la sua idea e la sua è il suo uso linguistico in famiglia, alla scuola, qui a Mis e via avanti. Ecco, senza così, con un po' di orgoglio dico che quest'anno viene arrivata a mettere addirittura 20 istituti scolastici e viene arrivata anche al record di studenti coinvolti, in ogni dai 1000, quindi il campione in realtà che anno dopo anno sei sempre più rappresentativo. Senza giuntare altri sperauli si lascia come volentieri spazi all'intervento di Gabriele Zanello dall'Università di Udine. Allora, grazie Luca, un saluto a tutte e a tutti, per la vostra presenza dopo di misdì. Io ai gusti di cominciare il mio intervento con una sorta di litanie. Abruzzese, abcaso, burkinabè, albanese, dialetto pugliese, arabo, amarico, barese, bengalese, benin, bergamasco, bisiaco, bolognese, bosniaco, calabrese, camerunense, carnico, catalano, cinese, chiarniel, comeliano e sappadino, coreano, croato e vien denant.
Ecco, queste è nome una piccola parte delle litanie, nome fino a lettera C e anche c'è chiappadut, i nome pilucata al ca e là, deslenghi segnalati dai frutti tal questionari che hanno compilato che stanno per fotografie linguistiche. Queste litanie nos dà per da bon l'occasione di rendersi conto de vivarosità des lenghis presenti nelle scuole superiori. Avessi in tutto che sono lenghis di minoranze, di migrazione, sono lenghis forestis imparati di selezione, alle in tutto caso un quadro un'evore fragile e che vi mette denando una sfida un'evore grande, una sfida che l'aveva descritta già con la clarezza che lo caratterizzava sempre, l'aveva descritto un'evore ben pre Antoni Belline in una relazione sulla scuola fatte per direzione didattica di d'arte anche mo dall'anno 2000, come mi udi così anche con la slide, così può dire anche Waltris, queste estratti di pre Antoni Belline. Che scriveva, stant che non podin a manchionen tirarsi in daur de grandi sfide o clamassi fur, e non reste che frontale te maniere più razionale e intelligente. In te dialettiche, fra le esigencies de mondialità che es de località, si sparis tan si eransi dal proprio scus che la san si glotti in maniere passive des gramulis inesorabilis dal grande ingranaggio. La soluzione utopistica tan che si vuol, ma uniche, e che di chiappa sempre più coscienza dal nostri valori e dal nostri diritti, dove di partecipare al distin dal mondo in maniere paritarie o a mancul dignitose, in taule conduci e no sotto taule o dal plat. Questo è possibile dome se il processo di mondializzazione acchiapparà sostanze destanti sculturi e lenghis che sono un patrimonio straordinario di umanità. Più grande sarà la diversità, più benefica e benedetta sarà l'unità. E che la scuola non può sapere e tenere presente. Una buona occasione per riscattarsi e per pagare le spesanze ingrumati tanti con int che non meritava. E facevo riferimento prima alla clarezza di Pretoni Belline, che è proprio come anche di risultive da questo suo pensiero. Teniamo a mezzo, c'è uno scritto perché lo torneremo a chiappare in mano alla fine, ma sarà una sorta di refrain che ci accompagnerà di lungo tutta la nostra esposizione. L'idea di fondo delle fotografie, lo avevi già ricordato l'anno passato, che l'ho ricordato come davanti anche Luca, è che di mette a disposizione un imprest valevole per lei le situazioni di bilinguismo e di plurilinguismo che si chiamano le prime classi delle scuole superiori in Friuli, di modo di censì le lingue differenti dall'italiano, misurare le diverse situazioni di bilinguismo e plurilinguismo delle prime classi, fa arrivare agli famosi un segnale di attenzione verso le lingue favelate le scuole, ma anche appunto in tutti gli famosi, sensibilizzare gli insegnanti e dirigenti, mettere gli fondi perché l'educazione linguistica poi diventa un'educazione plurilinguistica e anche dare ai insegnanti la possibilità di inviare interventi mirati per diverse situazioni. Ecco, la tradizione delle fotografie è dunque per scuole superiori un segnale importante per viergi sia ricchezze dal plurilinguismo. Di una banda è un miec per conoscere la situazione linguistica dei frutti, di che altre è poi diventa anche un imprest operativo, valevole per promuovere la crescita bilinguale dei scolari e il loro percorso scolastico, perché permette di interpretare, di capire le eventuali difficoltà linguistiche e di apprendimento che possono essere collegate con una competenze linguistiche non bilanciate, non sviluppate bene. Alla fotografia linguistica dall'anno scolastico 2021-2022 anche a parte siete, in realtà Vozza ci conta dopo il Bearzi, istituti superiori, in tutte 55 classi primis delle scuole secondarie di secondo grado. Sono 13 in più dall'anno passato. I questionari compilati sono stati in tutte 967, 229 in più dall'anno passato,
E bisogna dire che rispetto al 2020 ho vinto scuole di più, per esempio per Cotto, Magrini, Marchetti. Purtroppo anche di Manco, Cividate e Sampieri, per esempio, se avessero tornato a partecipare anche loro, avessero superato i 1000 questionari, ma l'importante è che al un collegamento con questi scuoli, se dopo magari sono state anche difficoltà per al Covid, è stato un lavoro complicato anche questo, e ha avuto più di qualche fastidio per il fatto delle pandemie, ma con tutto questo è un risultato per da buon significativo. E per questo incremento bisogna per da buon pandi a grad ai docenti della Vagna Plurilinguale, massime a Tiziano Furlano che ha lavorato per diversi mesi per slargare la rete e anche per dare uniformità ai materiali didattici che sono a disposizione sul sito della Vagna. In tutto caso bisogna che anche tutti gli insegnanti che hanno una sensibilità per queste tematiche, no, che sono in presenza, insomma, approvino a pensare al modo di slargare che scandai anche le scuole des ex province di Gurizia e di Pordenone. Se io conosco qualcuno, non convento che sia un insegnante di lingua o di italiano, so conosco qualche insegnante a fare per da buon ben a ci di presentare queste esperienze in modo di slargare sempre di più. Perché già l'anno passato dicevi che sarebbe importante che scandai diventasse un momento fondamentale di obbligato al passaggio delle scuole secondarie di prima che di secondo grado. Lo diceva fra la serie anche Pretoni Belline prima, non possiamo più pensare che si può impostare l'insegnamento di un qualsiasi dei cicli dal nostro sistema scolastico senza avere un quadro il più possibile chiaro delle lingue che compongono il mosaico delle nostre classi. Ma come bisognerebbe anche fare un altro scandai per arrivare a capire se e c'è molto che insegnanza tiene in conto i risultati delle fotografie linguistiche, per capire l'esperienza linguistica dei studenti e quali sono le buone pratiche che mettono in valore gli insegnanti per il sviluppo delle abilità scolastiche e linguistiche e cognitive in generale dei frutti. Ecco, allora non basta evitare la svalorizzazione che porta a disconoscere la diversità linguistica. Non basta che scandai per evitare che gli marilenghis e minoritari soforestis diventino invisibili e clandestini. Non basta che queste esperienze per evitare che il codice comunicativo delle famiglie riceve una rappresentazione negativa o venga stigmatizzato, o per fare in modo che queste conoscenze e competenze preziose non perdono valore, non spariscono, che non restino platadis. Bisogna anche tirare le conseguenze di queste fotografie, lavorare a livello educativo per fare in modo che le biografie linguistiche di ogni frutto, individuare in didattichese a digeresse il portfolio delle suoi lingue, sia sempre più sciore. Come che dall'anno passato i questionari proponuti che stanno all'era per più parte diverse, più articolata, per di che da Heinz Spring, è stato strutturato in modo di poter avere le prime sezioni un quadro più completo delle lingue svelate dai diversi contesti comunicativi, dopo un panorama delle competenze linguistiche autovalutate dai studenti, e tutto questo in un modo che al può diventare per da buon preciso dal riconosci. Io non sono un esperto di sociolinguistica, non sono un sociolinguista, ma hai veduto con persone che invece di lavorare ben da che stiamo, che un scandale come quel che dà per da buon grandi possibilità di analisi, se questo steam è anche facile di interpretare per gli insegnanti stessi. Rispetto all'anno passato mi fatto qualche piccola correzione che riguarda massima la restituzione dai risultati, anche se arresta qualche problema interpretativo, perché non si può proibire ai frutti delle scuole di Tumiesi, quindi chiarniel, anche se dopo il trattamento dei dati la detigni conto dal fatto che il sistema linguistico del chiarniel è sempre che dal Furlan, chiaramente. Allora, col team che hai a disposizione dopo questo esaminare tutta la quantità dei dati che risultano in fotografie, metterai in luce nome qualche piccola aspetto, tanto sul plurilinguismo, ma soprattutto in relazione al Furlan. Ecco, le risposte alla prima domanda del questionario, con tutte che erano le domande a bonda generiche,
nos fa capire che il plurilinguismo all'interesse la pluripart des famiglie dei studenti, dal 52% dei casi si dopra in dos linguis, dal 5% tre, e le famiglie che si favele da una lingua sono dal totale dei quelli il 42%, è l'area centrale qui, dopo aver dai paesi là che il bilinguismo è più diffuso, per esempio Glemone e Tumiec, o Mancul, come Udin o Codroip e Sandenel. E se mettiamo in stiale da una delle zone da Scandai la presenza di bilingui dal contesto familiare, il risultato è quel che avvio delle diapositive. E stant che in più di qualche caso la unica lingua favelata in famiglia potrebbe essere il furlan o anche un'altra lingua, anche in che caso saresti in una situazione di bilinguismo, di plurilinguismo, di che la lingua di famiglia è differente rispetto a che dal sistema scolastico. Come che ho vinto l'anno passato, anche se l'obiettivo da scandare era che di ottenere fotografie delle lingue, delle classi e dai studenti in generale, i questionari nos dà risultati sono significativi anche a riguardo presenze dal furlan, dal panorama linguistico dai studenti dal primo anno delle scuole secondarie. Il furlan in complesso si favela un po' mancul de metà des famiglie dei frutti intervistati, dal 46% des famiglie. Se anin avvio di più di precis, ecco, avvio di che per esempio a Tumiec si arriva al 60% di furlantes famiglie, a Glemone al 56%, a Sandenella al 49%, a Udin al 42% e dopo alle Codroip che io non riavvio ma che è un po' più basso. Al 42% Codroip. Ecco, Codroip quindi precisa che la partecipazione è stata un'evore limitata in qualche classe, per esempio ho vinto una risposta dal corso professionale di manutentore per agricoltura e due risposte stacchele enogastronomiche. A Codroip i numeri più alti di frutti che avevano in Furlan si chiamano tutte le classi liceali, avevano il 59%, che è in tutte le classi, è la stessa percentuale di Tumiec, che è un numero un'evore alto. Ecco, se non abbiamo quali sono gli orientamenti di studi, corsi che il Furlan è più presente in famiglia, ovvio dire che pardut fa il caso di Glemone, ma sono le famiglie dei studenti liceali che è lì che si favela di più per Furlan. Dal caso del Bearzi, più tal tecnico che non tal professionale. Questa è la volta prevedibile se si pensa che per soli le famiglie che vengono di un'esperienza di migrazione attendono a mandare i frutti e gli frutti sono studi tecnici o professionali. Dunque, a Bearzi o di che è più furlante al tecnico, a Codroip più dai liceus, a Sandenel più dai liceus, a Glemone più dai tecnici, sarebbe l'unico caso che è differente, a Tumiec sempre più dai liceus. Ecco, già ormai l'anno passato veniva rilevato che i paris attendono a favelare per Furlan e i fis più des maris, il dato di quest'anno è il 34%, quindi dal 27%. Sì, hai la riesot, sì, l'istogramma sotto, a Mimi Fevelin, mio pari, per Furlan, il 34% i paris, 27% gli smaris, e fra di Sesurs si nome al 13%. I nono si vons sono al 56%. E la rie grigio invece che dal italiano. Abbiamo detto che les dos colonutis sono donne, avonde donne tal caso dai nonos, che dunque attendono a favelà più mancul per italiano come che attendono a favelà per Furlan i frutti. Dove che invece tal caso dei paris o des maris o anche dei fradis si tenta a favelà più per italiano. Per altri anche i fis a favela in Furlan più culpari che no culamari, 26% culpari e 22% culamari. Il dato dai bons invece tale un lavoro significativo di prospettive di trasmissione intergenerazionale delle lingue. E al panto una situazione manco l'eterogenea rispetto a che rilevata dall'anno passato, con che Scandai aveva
chiappate dentro qualche scuola differente di che stanno, per esempio, Cividad, San Pieri dei Sclavons. La FUARPE va dal 50% delle scuole di Tumiec al 37% di che di Udin, perché il calintè i nonos. E per contrario, il 56% dei nonos surfavele i nevos per Furlan e come Cavio Devin, insomma, il 60% per Talian. E a Tumiec, in che scasa, vin il 60% di nonos che surfavele per Furlan e Fruz e a Udin il 51%, le scuole di Udin il 51%. Sono un gruppo interessante di dinamiche che riguardano certi contesti sociali che i giovani sono inseriti. Il 40% dai adulti urfavele per furlan ai giovani, ma non il 26% dei giovani al favele il furlan qui adulti. Das desmut il 19% di che hanno le botteghe urfavele per furlan e non il 20% dei giovani ludopre tes botteghe in che contesti. Al vanto ignor qui amis, il 22% ludoprin e il 18% da interpellati a risquindi indopran la stesse lenghe. E una percentuale fra l'11 e il 13% al dopo il furlan per favelà qui compagni di classe. Tieni presente che al succede anche mo che il fatto di favelarci per furlan le scuole superiori avviene stigmatizzato di qualche nostro collega docente. In realtà, come che si può capire, l'uso delle due lingue tra adulti e giovani non è bilanciato, anche quando gli adulti attendono a favelare le lingue native, i giovani attendono a rispondere per italiano. Dal templipar il furlan, che chi è sempre in blu, è superato non di poco anche dall'inglese. Tes mails, tes chat, tes social, la percentuale è dal 9%, inglese il 15%, per televisione dal 4%, per inglese sono il 24%, per i siti in inglese calina al 2%, inglese è il 34%, per libri e fumetti il 4%, inglese sono il 13%. Ecco, questo nos fa capire che è sempre più importante che il furlan sia presente in tutti questi canali, che arrivi a intercettare in qualche modo l'attenzione dei giovani, perché sono i canali più doprati, la televisione è già superata per certe spese, perché sono questi i canali che fra l'altro sono imprese telematiche e poi in bel vantaggio di essi doprati un modo più leggero, manco impegnativo rispetto a altri canali di comunicazione scritte. Sono percepiti più d'ogni delle lingue favelate e di spesso sburtin a doprare proprio la stessa lingua che si favele. E i dati di che stanno a confermi che l'acquisizione dal furlan è sparniciata dal team fino ai Nufines, con percentuali di bot compagni, poi è cale fino ai 12 anni, ma è anche qualche dunque attacca a favelalo più tardi. Ecco, il fatto che la fotografia linguistica viene proponuta in un momento una vera delicata ristrutturazione da spazi linguistici dai frutti, al poi avere un impatto sulla decisione di continuare a coltivare il furlan o di scominciare a coltivarlo. Ecco, le chialate da PIT all'autopercezione delle competenze per furlan, intervistati si sentono una vera più sicura comprensione orale, 6,9 su 10, che non che scritte, 5,8 su 10, più abiti produzione orale, 5,9 su 10, che no, te produzione scritte, 4,8 su 10. Insomma, scrivi per furlan resta un po' problematico. E diversi colleghi mi dicono che in frus delle scuole superiori sono di una banda braurose di saper scrivere per furlan, qualche lo sanno, di che altri interessati a saperlo migliore, a scriverlo migliore. È un peccato che viers dal furlan, come anche viers delle lingue nativis, nei casi di migrazione, al manchi di scuole l'interesse a portare in denanto una vera alfabetizzazione. La scuola non sburte, savin e gli sfameis le trascurin. Ecco, e ho già veduto che le dinamiche linguistiche dal contesto familiare che frutta attingono ad operare di più l'italiano anche se i genitori urfaveli in un'altra lingua non arrivano a garantire anche la trasmissione delle lingue, figurinsi un script di alfabetizzazione e perché la nostra università è da ora pensare di stroppare queste buse offrendo ai studenti del superiore dei percorsi di conoscenza delle lingue e delle culture furlanis. Non è facile, ma se la corro arrivare a farlo mediante dai PCTO.
E poi gusti sarà il mio intervento con un'altra paginutta di pre Antoni Beline, che purtroppo, come che sapessi, insomma, non sa lasciare, quindi sa in Sindaur. E le tiri fuori sempre di che relazione che ho ideato all'inizio e la continuazione dal tocco di prima. Se non vogliono fare un'operazione intelligente o quindi armonizzare la dimensione locale, la dimensione statale e la dimensione mondiale, ma sono le tre lingue e culture che ogni frutto normale arriva a paronare con estreme facilità. Fa sparire la prima lingua, come che si sta facendo di sempre, è un'operazione di stupidità e di pigrizie, con riflessi negativi stanno sulla cultura del Stato e sulla cultura e lingue delle comunità mondiali. Storicamente è dimostrato che i danni spaventosi dal punto di vista culturale e politico non sono nascuti dalle lingue e dalle culture dei popoli, delle nazionalità, delle minoranze, ma dalle lingue, dalle culture e dalle ideologie più o meno inventati e sballati dai stati nazionalisti, che hanno messo confini arbitrari e naturali, dividendo sbregant culturis e nazionalità autenticis, creando minoranze e seminando ostilità e spirito di rivendicazione. Anche questa è una frase un'evore attuale, che all'ince che succede poco lontano di noi, ma io ho chiatti una consonanze straordinarie fra che spagni di pre-Antoni scritti dall'anno 2000 e i numers, perdonatemi se io ti rifurma, mi fasi venire grisi ogni volta, i numers dal 142 al 153 d'encicliche di Papa Francesco, Fratelli Tutti, che è dal 2020, 20 anni più tardi. Assomerei di bot curiose queste analogie fra un predi che è sempre stato antisistemico e scritto di un Papa, ma io non mi do di maraviglia di tanto. Fa un piccolo struc, dopo si può dare alla lei un parentire. Va ricordato che tra la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose unite impediscono di cadere in uno di questi estremi. L'uno, che i cittadini vivano in un universalismo astratto e globalizzante, l'altro che diventino un museo folcloristico di eremiti localisti condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini. Fra l'altro, subito dopo Pretonio favele proprio dal pericolo, dal folclorismo. Pertanto, la fraternità universale e l'amicizia sociale all'interno di ogni società sono due poli inseparabili e coessenziali. Separarli conduce a una deformazione e una polarizzazione dannosa. La soluzione non è un'apertura che enuncia il proprio tesoro. Come non c'è dialogo con l'altro senza identità personale, così non c'è apertura tra popoli se non a partire dall'amore alla terra, al popolo e ai propri tratti culturali. Non incontro con l'altro se non possiedo un substrato nel quale sto saldo e radicato, perché su quella base posso accogliere il dono dell'altro e offrirgli qualcosa di autentico. È possibile accogliere chi è diverso, riconoscere il suo apporto originale, solo se sono saldamente attaccato al mio popolo e alla sua cultura. Ciascuno ama e cura con speciale responsabilità la propria terra, si preoccupa del proprio paese, così come ciascuno deve amare e curare la propria casa perché non crolli, dato che non lo faranno i vicini. E dopo vie in devante, al mette in guardia anche de falsa di apertura all'universale che deriva dalla vuota superficialità di chi non è capace di penetrare fino in fondo nella propria patria o di chi porta con sé un risentimento non risolto verso il proprio popolo. Ecco, io spero che plan plan, anche furlans, a risolving, anche tanti dei nostri colleghi delle scuole secondarie o delle istituzioni, a risolving questo risentimento che hanno verso le loro culture di divinince, la cultura di Luca Salting For, e che sono aiutino a risolvere questo complesso anche dai studenti delle scuole secondarie. Grazie, saluti. Grazie, grazie Gabriele per per i tuoi strumenti di interpretazione anche di chi lavora. Non vin, francamente, non vin in particolare teams per inviare un dibattito, però tu di permettimi, Gabriele, tal ringraziati di provare a darti anche qualche ulteriore motivo di riflessione e lo fas con dos domande su un'evore curtes. La prima,
tutto sfavelato di queste età delicate, no? Che è il passaggio alla prima superiore. Al può darsi senso come evoluzione da strumenti fotografie linguistiche di tornare a proponilo dalla fase di Iesude dalle superiori, cioè in quinte, che è la prima questione. La seconda è sfavelato di un'impresta che non è nome teorico, che non è nome un scandai, ma che è un'impresa che può avere una richiadude operative. Allora, come insegnanti, tu sai che come rete all'utormin facciamo una restituzione di questo strumento tali scuole che hanno approfittato di queste possibilità, l'utornin ai dipartimenti, l'utornin ai consigli di classe, quali altre azioni concrete possono essere utilizzabili per farlo veramente diventare dall'impresa teorica all'impresa pratica e operativa? La prima domanda è facile. Sì, sarei su un lavoro interessante. E, secondo me bisognerebbe proporlo dalla quinta superiore più che come un'impresa corcovente a insegnanza, a quel punto lì già come un'impresa corcovente ai frutti, per la loro strade tal mondo universitato o lo strade tal mondo dal lavoro. E in tutto caso, anche lì sarebbe importante farlo, ragionare sore, per arrivare a capire se in qualche modo la scuola superiore o tagliani dalla scuola superiore alle succeduto sale succeduto anche nei confronti dalla lingua etnica tal caso nei casi di migrazione o sale succeduto nei confronti dalla lingua furlana tal caso di frutti che favelavano il furlan già in prima superiore. Bisognerebbe arrivare non sai troppo cazzo di facile farlo un mondo misurabile, arrivavi oggi c'è molto che i frutti avvalutino il loro percorso linguistico e il cambiamento delle loro biografie linguistiche dagli anni delle scuole superiori. Bisogna essere ragionati sore, non credo che a Tora, per l'Italia o anche in altro sedi questionari di poter chiamare come modello, come esempi, ma si può dare si prinsa, fa un scandalo italiano, ragionando un lavoro bene sulla tipologia di domande, che come cadis non è facile di individuare, ma si può pensare sore. E la seconda domanda è una domanda di che di $1 milione di dollari, perché io ho sempre insistito, lo voglio fare in passato, sul fatto che bisognerebbe svelare di queste scandali dalla fotografia linguistica anche con la sfamese, cioè la riflessione sulla biografia linguistica dal frutto, la riflessione sulla sua storia linguistiche avrebbe di sé anche il soggetto di una riflessione di fa con la famiglia o di fa col frutto stesso. Come dicevi prima, non basta poi lì non basta che insegnanza poi lì la fotografia linguistica, il questionario, ma dopo bisogna continuare ad operarlo. Ben non il fatto che la lavagna plurilinguale ha di fondi che sdaz, per l'amor di Dio, che la è fondamentale, ma bisogna continuare a lavorare sore, bisogna continuare a fare viodi ai frutti che duce che loro a portare in successo dal punto di vista linguistico alle aldi preziosi e bisogna continuare a portarlo in avanti in modo il più possibile equilibrato. Sappiamo che l'equilibrio è un lavoro raro, è un lavoro difficile, ma si può sbruntare in queste direzioni. In una riflessione che clami in causa tutti gli attori dalla formazione del frutto, famiglie, i frutti stessi naturalmente gli insegnanti e perché no anche la comunità scolastica, anche i bidei, per dire, il personale, è un lavoro importante tutto questo. Grazie mille. Avrei in altre occasioni di approfondire, perché la riflessione su questi strumenti preziosi di sé, secondo me, partabile anche in devante e aveva bisogno di confrontarsi con la riflessione su questi strumenti. Per la seconda parte di Plui Lenghis, Plui Vite, il lascio come volentieri la parola al mio collega Tiziano.